Era seduta tranquillamente al casinò, stava giocando quando ad un tratto si è alzata e si è allontanata proprio pochi minuti prima del blitz della squadra mobile. È riuscita a fuggire prima dell'arrivo della polizia, il capo dell'organizzazione. Si tratta di una donna di 49 anni, domiciliata a Venezia. Lei gestiva assieme ad altri cinesi il giro di prostituzione low cost. Le ragazze cinesi, che venivano chiamate operaie, erano segregate, senza parlare una parola di italiano e costrette a soddisfare ogni richiesta dei clienti. E le file dell'intera organizzazione venivano gestite dal veneziano attraverso un centralino, da dove venivano stretti i rapporti con i clienti. Il sistema è sempre lo stesso, puntavano soprattutto sugli annunci nei periodici locali o su siti web dove donne avvenenti promettevano sedute di massaggi decisamente hot, prezzi concorrenziali a partire da 30 euro. Il giro illegale poteva raggiungere i 90.000 euro al mese. Ad aiutare gli investigatori a smantellare l'organizzazione, una prostituta riuscita a sfuggire al controllo della banda. Le ragazze accoglievano i clienti in 3 appartamenti tra Pescara e Montesilvano, anche se gli inquirenti sono sicuri che l'organizzazione gestisse altre case anche in città come Roma e Brindisi. Di tanto in tanto il capo dell'organizzazione o i suoi emissari si recavano negli alloggi per rifornire le ragazze del cibo e per riscuotere i loro proventi. Il pubblico ministero che ha condotto le indagini ha emesso 6 ordinanze di custodia cautelare, 3 donne e altrettanti uomini, tutti di nazionalità cinese. Nel corso delle indagini sono stati accertati ingenti trasferimenti di denaro in Cina. Tutti sono accusati di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.